I vincitori dell'edizione Ondras 2024, il riconoscimento annuale per gli attivisti delle lingue minoritarie in Europa, sono Castillo Suarez Garcia, Pantaleone Dalino Brancati, Franco Siddi e la comunità di Orgosolo. A definire i nomi è stata anche quest'anno la commissione di esperti sardi composta da Giuseppe Corongiu, scrittore e attivista di lungo corso delle battaglie linguistiche, Nicolò Migheli, sociologo e autore di trasmissioni radiofoniche RAI in sardo, e la nostra Maria Antonietta Piga, giornalista ma anche editor ed esperta di lingue e politiche linguistiche. Tra i premiati di quest'anno di rigore la comunità di Orgosolo, esempio di come una lingua possa diventare un rilevante elemento identitario. Possiamo dire che il bambino ha compiuto 3 anni e siamo molto contenti di questo perché è vispo, allegro e ha fatto le sue prime scoperte. Casualmente sappiamo dalla letteratura scientifica che entro il 3° anno di vita i bambini apprendono la lingua madre, no? Quindi siamo contenti anche di questo fatto che il premio Ondras abbia sviluppato queste sue capacità e soprattutto abbia raggiunto i suoi obiettivi, cioè quello di comunicare la questione delle lingue minoritarie in Sardegna con un aspetto più innovativo, più aperto anche alle altre realtà europee.